Buonasera e buon anno dal Palazzo Maschini di Seregno. È la quinta giornata della Serie 2, è il match tra il Seregno e il Montecchio. Apre questo nuovo anno, questo 2026 della serata dell'Epifania. Partita molto interessante con il Seregno che occupa attualmente il terzo posto in classifica a un punto solo da Correggio e Trissino, anche se il Correggio ha iniziato la sua partita alle 20 e in questo preciso momento è avanti 3-1 nella sua partita, e quindi avrebbe già allungato 4-12 il Correggio. Il Montecchio invece, Seregno unica imbattuta del girone A, 2 vittorie e 2 pareggi. Montecchio con 2 vittorie e 2 sconfitte, però i biancoverdi hanno la seconda miglior difesa della Serie A2 con 9 gol subiti e dietro solo Altiene che ne ha incassati solamente 6 in queste prime 4 partite. Non che il Seregno abbia fatto molto peggio, 10 gol incassati dal Seregno e dal Trissino ne fanno poi la terza miglior difesa di questo girone A. Il Montecchio con, vediamo già schierata la formazione. Ok, sì, scusate, dovrebbe esserci il minuto di Seregno per minuto di silenzio qui, anche qui a Seregno per i fatti di Cramontana. Ecco il minuto di silenzio per la tragedia di Cramontana in Svizzera. Eccoci dunque ritornati al Palazzo Maschini per questa sfida a quinta di Serie 2. Abbiamo i quintetti, c'è Carlo Sanson in porta, e poi vediamo ci sarà Dalla Valle, suppongo, con il numero 73 che sta andando per tirare, Nahuel Calvo che l'anno scorso fece molto male al Seregno, che ha il dorsale 22, poi il numero 9 Nicola Puzzo, e credo che Zanini è in pista. Vediamo un po' la conclusione di Calvo con questo schema approvato da mister Ginestar. E no, è il 23 Toniazzo, Riccardo Toniazzo in pista, il quarto dei titolari davanti a Carlo Sanson. Nel Seregno c'è ovviamente Leonardo Reggio che sta facendo molto bene, e poi Giole Lazzari dietro porta con Fiazza in mezzo all'area, Marco Tremolada e Luca Vaghi. Ora proprio Tremolada con il 33 presente, tra l'altro questa sera Luca Tremolada, il capitano dello scorso anno, che per motivi di studio e lavoro è in Germania, ma finirà a febbraio. Chissà se riusciremo ad averlo nel proseguente della stagione. Il Seregno che è provato a sondare il mercato per un rinforzo, possibilmente un attaccante, ma non si è trovato un prospetto che potesse così andare bene in una squadra già così rodata, e quindi insomma Seregno che resterà con questi giocatori, i 10 che vedete in rosa. Diciamo il decimo poi è Colombo, classe 2010, che è
insomma il giocatore più interessante. Attenzione intanto alla conclusione, Reggio molto bravo a chiudere lo specchio della porta. Invece il Montecchio, che avrà questa sera, non ha lo Guercio, influenzato, è stata un po' falcidiata la formazione bianco-verde dagli infortuni, non c'è lo Guercio, quindi questa sera il miglior marcatore dei vicentini con 3 gol in questo inizio di Serie 2, giocatore prestante, tecnico lo Guercio, quindi mancherà un tassello importante alla formazione del confermatissimo Ginestar, l'anno scorso ricorderete già l'anno scorso sulla panchina bianco-verde. Qui Vaghi intanto a perdere una pallina, qui tunnel di Dalla Valle, ma col fisico Lazzari fa possesso. E poi ci saranno 2 inserimenti, uno di Stefano Dal Santo, che quindi ha lasciato Breganze e si è accasato qui al Montecchio, e quindi lui dalla prossima settimana, il mercato se non erro si concluderà domani, quindi Stefano Dal Santo sarà un rinforzo del Montecchio, e Adria Català che sarà il portiere della formazione vicentina per il proseguo della stagione, insieme a Sanson e a Pozzo, che stanno facendo molto bene, ovviamente, e a Pozzato, che stanno facendo molto bene. Adria Català, ricordiamo, arrivò a Lodi tanti anni fa, scudetto, Coppa Italia, Supercoppa, vado a memoria, con i giallorossi, poi la carriera tra Sandrigo, Grosseto, Bassano, e ormai si è stabilizzato in quella bella zona del Vicentino, a Sandrigo con la famiglia, quindi la 2 che avrà un portiere di categoria superiore come l'ex cantera del Reus, lui da lì proviene, Català. Ora torniamo, anzi andiamo in diretta, perché non l'ho ancora fatto all'inizio dell'anno. Marco Tremolada che va in slalom, però Fiazza stava rientrando, non ha seguito in realtà la linea del compagno, passaggio per andare in verticale di Tremolada. Fiazza andava controtempo fondamentalmente, quindi è riuscito a ricevere la sfera, fallo schiato intanto adesso dall'arbitro Scozia, 1-1 il conteggio dei falli. Ora va Calvo a servire Dalla Valle, poi adesso qui viene messo in bravissimo recupera palla in una sfida tra numeri 9 con Nicola Pozzo, attaccato da Gioele Lazzari, e ha dato così via alla palla recuperata e al fallo di squadra al limite dell'area. Bravissimo Lazzari all'intervenire, a scippare la sfera all'altro numero 9. Dunque punizione dal limite, è una barriera, ma Seregno che non può tirare. Qui una Veronica di Vaghi con Calvo che si attacca fondamentalmente alla mano che trattiene il bastone. Qui non ci sono i 3 metri, fischia Scozia, ma c'era l'uomo che era uscito in anticipo sulla pallina. Si gioca con Vaghi, laterale di sinistra, blocco di Lazzari che va a vuoto, anzi Lazzari favorisce il giocatore Dalla Valle, poi forse c'è anche una spinta su Tremolada che perde pallina, momento sicuramente non di bell'hockey, però dalla confusione, così dalla spazzatura della partita, il Montecchio trova un possesso. Pozzo, e adesso la conclusione di Calvo per Dalla Valle sul secondo palo, non interviene, con Toniazzo che è andato alla conclusione. Adesso Tremolada a una mano, Sanson interviene, Tremolada resta incollato a Pozzo, può ripartire Dalla Valle. Veronica, passaggio no look in orizzontale rischiosissimo, perché ha tagliato a metà la pista e nessun uomo del Seregno stava però salendo, poi quasi con una Veronica, quindi senza guardare il compagno. Adesso un altro no look, tante palle perse per leggerezze tecniche, però le 2 squadre ancora non ne approfittano. Inizio anche abbastanza in sordina, nel senso che non si è corso molto in questi primi 5 minuti, abbastanza tattici. Ora Marco Tremolada prova da quella mattonella, una piccadigna, qui invece Gioele Lazzari dà la punta di velocità. Tremolada una mano nel traffico, Sanson chiude il primo palo molto bene. Ora Dalla Valle ancora con la Veronica, poi Nicola Pozzo, Lazzari lo aggredisce, esce Calvo, Dalla Valle, ancora Calvo,
Adesso sempre il 22, l'argentino che molto bene ha fatto lo scorso anno. Proprio Riccardo Tognazzo per Dalla Valle. Tremolada resta agganciato, fallo di squadra. Punizione per il Montecchio, 3 falli di squadra contro i vicentini, 2 contro il Seregno in soli 5 minuti e 40 di gioco. Dalla Valle attaccato da Fiazza e lo spinge, per Scozia non è fallo, era abbastanza lampante, quindi si lotta con una bagarre sulla pallina, suona anche la sirena, alla fine Scozia nulla fischia, ci saranno stati più o meno 3, 4, 5, 6 falli in quella situazione, perché hanno visto steccate così alla vecchia maniera. Scozia in maniera molto pilatesca lascia correre, poi insomma alla fine la steccata più dura è arrivata e il gioco lo ha dovuto fermare. Nulla contro il fatto che si faccia giocare, però poi il problema è mantenere lo stesso metro arbitrale per 50 minuti. Ora Gioele Lazzari, laterale di destra, si fa conto Dalla Valle che lo va a contrastare, va a giocare in angolo, esce molto bene per Febo, finta la conclusione, va da Fiazza, ancora Fiazza al tiro e poi Sanson si sdraia, la palla gli resta sotto il corpo, c'era Febo che si era avventato sul portiere vicentino. È stato che vinto lo scudetto, mi ricordo a Forlì nei World Skate Games 2021, scudetto giovanile con il Montecchio. Adesso questa palla dentro per Dalla Valle ed è Febo che va a lottare, pallina a 2. Lottano Vaghi e poi Tognazzo che fa tutto molto bene, poi la conclusione battuta sull'esterno della rete e dunque occasione per il Montecchio. Intanto il tiro di Fiazza, botta anche qui pericoloso il Seregno, qui c'è un blocco irregolare di Dalla Valle non visto da Scozia, poi si lotta in balaustra Calvo e Febo. Calvo prova a uscire con numero, bravissimo Febo a recuperare pulita la pallina, qui Vaghi non conclude, si sta alzando un po' l'adrenalina e l'intensità del gioco. Riccardo Tognazzo che è classe 2008, diventerà maggiorenne. Oggi è il suo compleanno, e sì, quindi 2026, maggiorenne proprio oggi Riccardo Tognazzo, quindi auguri al neo 18enne. Ora attenzione perché va di là il Montecchio e recupera invece Gioele Lazzari su questa pallina che Nicola Pozzo spreca. Ora Fiazza, cambio ancora del Seregno, entra, eccolo qua, Santi Velasquez. Attenzione a Fiazza, prova a lasciare lì proprio Tognazzo che invece recupera, no è Calvo scusate che tiene la pallina, poi il fallo di Fiazza nel tentativo di recupero, va Calvo per Dalla Valle. Ancora neanche un cambio per il mister Ginestar. Qui si agganciano Fiazza e Tognazzo. Poi conclusione da fuori, prova a spizzare la pallina il 23, ma Reggio fa buona guardia. Eccolo qua Santiago Velasquez che Giaroni fa partire la panchina proprio per questo. Eccola qua la giocata, ora recupera la sfera, probabilmente aveva anche un ginocchio sul parquet. C'è la porta completamente ribaltata, non fischia Scozia, si può giocare col Montecchio che va di là, Calvo. Il problema è che se non fischi lì poi Dalla Valle per Riccardo Tognazzo, l'anticipo su Pozzo ed è ancora Lazzari che va a rifinire questo recupero. Ragazzo
acquistato in estate dal Trissino. Ora Febo centrale, attenzione a questa ribattuta, Febo non riesce a concludere al volo e poi Sanson che respinge. Dai, vai dalla Valle Toniazzo e arriva molto bene ancora Febo a recuperare la seconda pallina recuperata sul 23. Qui la Piccadigna, palla alta, gran giocata, forse la più bella stilisticamente e tecnicamente di questi primi 10 minuti. Ce la fa vedere proprio Gioele Lazzari con questo alza e schiaccia, Piccadigna al volo, mentre fuori Lazzari e dentro Riccardo Tessarolo. Una garanzia, il numero 7 del Seregno, davvero molto bene in questo inizio di stagione. Insomma, è un crescendo in questi 3 anni, le ultime 3 stagioni a Seregno. Ora proprio Tessarolo recupera Velasquez, non si intende col compagno perché Tessarolo non si è fidato di andare da Velasquez, probabilmente perché ha visto proprio dalla Valle, giocatore rapido con delle lunghe leve che infatti favorisce il recupero, e Montecchio che può restare in zona offensiva ancora dalla Valle, taglio di Pozzo che interviene, disturba ancora Febo che ha la terza pallina toccata in fase difensiva. 2 recuperi e questa situazione favorisce Velasquez, e poi il fallo di Calvo che spinge platealmente il suo consanguigno, terra d'Argentina per entrambi. E dunque Santiago Velasquez recupera a Tessarolo, adesso prova a alzare un po' i giri del motore con l'ingresso proprio dell'argentino che utilizza così come arma Giaroni per un po' spezzare le partite, oltre ad avere una maggiore attitudine difensiva, perché quello è Santi Velasquez, giocatore difensivo e di raccordo. Fiazza va a liberare una pallina che poi non esce dalla propria area, c'è del traffico, ma Fiazza interviene ancora Febo e alla fine 4 interventi difensivi, 3 sono recuperi, una palla sporcata. Ora Febo che va a tirare, la pallina si alza e rischia quasi una frittata dalla Valle, poi riesce a impostare l'azione offensiva dove c'è Pozzo e c'è ancora questa volta Velasquez con Fiazza a recuperare la pallina, il capitano del Seregno, laterale di destra. C'è da questa parte Velasquez che stoppa, tira, trova un'ottima chiusura difensiva il neo entrato capitano vicentino. Attenzione perché proprio Velasquez dentro per Febo, la palla alta, ed è un Seregno che ha sicuramente alzato i giri del motore. Dicevo del neo entrato, il numero 8 Davide Zanini. A vedere gli altri risultati proprio dal gruppo A, col Correggio avanti 3-1 sul Montebello, Sandrigo Valdagno 0-0, Recoaro Bassano 1-1, Trissino Tiene 2-2. Tanti gol in Trissino Tiene. Ora ha fatto il suo ingresso proprio Davide Zanini, classe 97, giocatore d'esperienza. Quest'anno un gol nella sconfitta 4-2 a Trissino, Montecchio che ha perso fuori casa 3-2 in casa Roller Bassano e 4-2 a Trissino, e ha vinto quelle giocate in casa 4-2 con il Tiene e 2-0 con il Roller Recoaro. Ieri che ha vinto anche ho visto il trofeo Vaccari con tanta gente, ho visto anche la formazione di Enrico Gonzo vincere il torneo. Un abbraccio a uno dei più bravi allenatori che ci siano a livello di settore giovanile italiano. Enrico Gonzo lavora per il Montecchio. Ora attenzione, Calvo se ne va, prova la giocata, poi chiude Febo. Ora c'è un 3 contro 2 per il Seregno, resta di là Calvo perché è colpito al volto. Non ho capito come ha fatto a essere colpito al volto. Se abbiamo un replay. Non è stato colpito al volto Calvo, sono andato a rivedere, infatti non è nulla, probabilmente ha giusto solo l'impatto, ha ricevuto e è rimasto a terra e quindi ha fermato l'arbitro Scozia, però non era stato colpito al volto e alla testa, quindi non era una situazione in cui era così, diciamo tra virgolette,
obbligatorio fermare il gioco, fermato un 3 contro 2, però ragazzi a terra va bene così. Il fischio di Adriano Scozia, qui non ci sono neanche i 3 metri. Ora Febo, in effetti ha fermato un'azione che era un contropiede 3 contro 2 dove tutto era regolare. Ora Fiazza per Velasquez, si alza la pressione del Montecchio, in uscita dal time out ha alzato la pressione. Ora Pozzo prova ad andare di là in 1 contro 1, Velasquez si gira, arriva, c'è il raddoppio di Febbo e Fiazza. Questo è il quinto intervento difensivo di Edoardo Febbo, 3 recuperi e mezzo fondamentalmente. Ora Febbo che recupera questa pallina, imposta la ripartenza, transizione che va di là, poi scende, tira la palla che si alza di nulla e la controlla Zanini. Qui in sponda Tessarolo male su dalla valle, poi recupera il Seregno. Tanta attitudine difensiva per la formazione di Luca Giaroni, che insomma in carriera è stato un ottimo difensore e la sua propensione l'ha sicuramente insegnata a questi ragazzi. Fiazza qui scende e trova invece l'opposizione del numero 4 Kevin Marcon, lui classe 2004. E dunque Lazzari rientra, è uscito, tanto conclusione, è uscito Fiazza giustamente a respirare, adesso fa ruotare tutti i suoi giocatori, Febbo, Tessarolo, Velasquez e Lazzari in pista. Bravo Febbo a tenere sulla pressione dell'avversario di Kevin Marcon. Ora Velasquez si apre, Lazzari parte con una frazione di ritardo, ancora Lazzari, palla cresta lì per Tessarolo, c'è Velasquez da lontano, non c'è nessuno in copertura, la conclusione è un rovescio, colpito male perché proprio tecnicamente ha colpito male la pallina con il corpo molto sbilanciato in avanti. La palla ovviamente si è alzata e dunque occasione sprecata. Prova a alzare la pressione e alzare anche un po' a livello di intensità questo Montecchio, sempre 0-0 dopo un quarto d'ora di partita che è volato via con già 8 falli di squadra, 5 proprio contro il Montecchio, 3 contro il Seregno. Ora Pozzo per Zanini, sale dalla valle, sempre in pista, lo attacca Velasquez. Qui è un fallo abbastanza netto di Velasquez con Tessarolo, storie tese tra Dalla Valle e Velasquez. Non c'è, diciamo, che molta simpatia tra il 73 biancoverde e il 2 in maglia blu, in tutte le sue sfumature di blu. E ora cambio, esce dalla valle Ginestar, lo vede forse un po' nervoso e quindi rimette in pista Calvo, cambiati completamente i quintetti, quindi Velasquez, Tessarolo, Febbo e Lazzari davanti a Leonardo Reggio, e poi c'è Calvo, Pozzo, Zanini e Marcon. Tanto una deviazione, la palla che si impenna, esce, Tessarolo recupera, Lazzari imposta la ripartenza seregnese, 10-25 alla fine, sempre 0-0 qui al Palazzo Maschini in questa prima partita del 2026. Febbo centrale va a concludere, Velasquez ci mette la stecca ma stoppa troppo la pallina, occhio perché Tessarolo lascia lì il bastone, va un intervento su Kevin Marcon, falloso, no scusate, su Davide Zanini, il capitano. Rientra anche Marco Tremolada, fa ruotare tantissimo i suoi, Tremolada, Lazzari, Tessarolo e Velasquez, questi 4 adesso in pista. Ora si apre Calvo, c'è Pozzo in possesso di sfere, va da Zanini con il numero 4 Kevin Marcon che riceve, ora sale a pressione anche Gioele Lazzari, partita tatticissima, davvero forse non abbiamo mai visto con una superiorità, un contropiede qui Marcon, molto bene, poi la conclusione di Pozzo che ha avuto l'occasione più grande della partita, è partito Tremolada, intanto non è riuscito Velasquez perché Calvo lo ha bloccato, qui fallo netto da parte di Calvo che non viene punito da Scozia molto erroneamente. E la prima vera grande occasione per il Montecchio da parte di Pozzo con Reggio
che interviene molto bene, è migliorato tantissimo il portiere seregnese. Lazzari perde la sfera e poi occhio perché parte il primo 2 contro 1 della partita, arriva Calvo, Leonardo Reggio a togliere questa pallina, bravissimo Calvo a fare tutto sul pasticcio di Lazzari, ma Reggio con una gran parata in estensione sulla sua sinistra. Calvo aveva fatto tutto bene, Reggio ha veramente tolto il gol al Montecchio. Parata da gran portiere questa del classe 2005 della cantiera seregnese. Ora va a recuperare proprio per Lazzari. Lazzari va in sponda, esce bene Pozzo che va a fermare Velasquez, poi restano attaccati. Fallo di Marco Tremolada che evita una ripartenza agli avversari. È il sesto fallo, arriveremo comodamente a 10, probabile anche uno delle due anche a 15. Il ritmo è questo perché tanti non sono stati realmente fischiati, cioè è un arbitraggio che lascia correre. Siamo già a 11 falli di squadra, una partita tiratissima. Ora Calvo per Pozzo, Nahuel Calvo, Montecchio che non ha sfruttato l'unica superiorità, un 2 contro 1, l'unico pasticcio difensivo di Gioele Lazzari. Qui tanto Velasquez esce con tempismo, qui Marcon raddoppiato dalla coppia Tremolada Velasquez. E palla 2 di Adriano Scozia. Ora Santi Velasquez va in angolo da Lazzari che mette in mezzo una pallina. Tessarolo aveva già finito la sua corsa e quindi 2 contro 2. Marcon, Lazzari esce, Velasquez esce con gran coraggio, la deviazione adesso e palla alta, punizione per il Seregno. Montecchio che ha avuto un'altra buona occasione, qui la lascia lì Pozzo e alla fine ancora Reggio a chiudere su Pozzo. Altra pallina importante per il Montecchio, qui sta sbandando la difesa del Seregno pericolosamente. Ho guardato Giaroni per vedere se chiedesse timeout, invece no. 18 minuti con Vaghi e Fiazza che devono entrare. Ora Calvo, arriva poi Pozzo che riapre, Zanini da lontanissimo, finta, lascia lì la stecca fondamentalmente, dai e vai. Velasquez chiude, c'è del caos anche adesso. Poi Santiago Velasquez, Marco Tremolada ha dello spazio, Tremolada dentro, Lazzari e fa tutto bene Sanson, emulare il collega Carlos Sanson, bravissimo, andare a chiudere lo spazio a Velasquez. Palla gol anche per il Seregno, una palla gol a testa. Ora Lazzari, dunque 2 palle gol praticamente parallele, ovvero prima Pozzo per il Montecchio e poi Velasquez, qui Velasquez che viene agganciato da Zanini e poi Reggio che deve intervenire. Ora il Montecchio, attenzione qua nel caos esce Marcon, vediamo, serve un time out perché c'è tanta tensione anche tra le due squadre, direi motivata, perché Scozia sta facendo correre troppo. Avete visto anche un paio di storie tese con Marco Tremolada e Zanini. Vi stavo dicendo di come le due squadre abbiano avuto 2 palle gol nitide e è stato bravissimo prima Leonardo Reggio in estensione sulla sua sinistra ad evitare il vantaggio del Montecchio, poi questa bella pallina data dentro la Tremolada a Velasquez con il contagiri, ma Sanson si è allungato e ha chiuso lo specchio. Le 2 parate
più importanti di questi primi 20 minuti scarsi di gioco. Si riparte con dopo il time out. Punizione al vertice offensivo Dalla Valle e Calvo. Ora Dalla Valle fuori per blocco di Pozzo, ancora Dalla Valle. C'è Tremolada su Dalla Valle. Ora attenzione a Fiazza che va a prendere questo tiro addosso, sono 5 secondi difensivi. E dunque punizione in zona offensiva per i padroni di casa, sempre 0-0 di una partita molto tattica, sicuramente non avvincente, però interessante nel suo sviluppo. Ora Fiazza ha una mano, Fiazza poi col pattino fa tutto molto bene, aggiustandoti col pattino, molto intelligente il capitano del Seregno. Recupera questa pallina, va da Velasquez, ma legge tutto Calvo e poi Lazzari, e poi Calvo finisce in porta lui, la pallina no, ed è il Seregno che può andare di là con Marco Tremolada attaccato da Tognazzo. Ha una mano molto bene per Fiazza che si addormenta, la pallina si allunga, lui resta lì. Attenzione al Montecchio e ancora Lazzari alla sua chiusura difensiva. Dalla Valle da lontano, steccata pericolosissima, attenta alle teste dei giocatori. Ora Pozzo e Tremolada, poi batte Tremolada, fallo di squadra. Adesso io non l'ho capito, aveva fischiato un fallo di squadra contro il Seregno. E il fallo di squadra è per Scozia, un attimino in confusione lui e chi guarda la partita. Dietro di lui anche il presidente del Montecchio. Adesso Calvo che si scontra proprio con Scozia. La palla resta sotto il piede di Scozia. Sta pallina di Calvo messa dentro bene. Poi Tremolada, poi Velasquez, però Calvo la recupera. Occhio perché è rimasto Dalla Valle dietro un giro. E ora il Seregno può andare di là, la recupera Lazzari dopo l'intervento di Reggio, bravissimo, qua il neo 18enne Tognazzo. Ora Pozzo si accentra, c'è Fiazza che lo chiude, arriva ancora Calvo da lontano, il blocco di Dalla Valle su Tremolada che era irregolare palesemente, poi Lazzari, una Veronica, riesce a salvarsi dall'attacco di Dalla Valle che è davvero ovunque in pista. Ora Velasquez schiacciato da Tognazzo, il fallo viene dato al Montecchio, allora evidentemente del neo 18enne Tognazzo, un po' in confusione Scozia in questo momento. Ora Dalla Valle davanti a sé, Tremolada sale a portare un blocco, proprio Tognazzo che recupera il rebound da fondo pista, si accentra, ce l'ha sul rovescio, finta il tiro, va da Pozzo, molto bravo a girarsi in Veronica, scarica proprio a Tognazzo, sale Dalla Valle, gioco a 3 con Calvo da lontano. Ora attenzione perché qui Tognazzo sbaglia tutto, ma anche Vaghi su una pallina troppo facile e lezioso, poi rimane con un ginocchio per terra, la recupera Tognazzo, sfida un 2000
2004 contro 2009, poi il fischio, ma si sta giocando, occhio perché gira dietro, porta dalla Valle, arriva Fiazza che toglie questa pallina, tanto falli di squadra sono 8 quelli contro il Seregno, 5 contro quelli del Montecchio che era avanti 5-4 fino a un attimo fa, ne ha commessi 4 consecutivi il Seregno, un paio diciamo così girati al contrario di Scozia, che ora dà 5 secondi a Calvo che non esce dalla sua metà pista. Tantissimi errori tecnici che inficiano sulla qualità ovviamente della partita. Ora Scozia dice si riparte. 2-13 alla fine di questo primo tempo, due grosse occasioni, una di là una di qua, ma gli applausi sono per Leonardo Reggio e Carlo Sanson. Sì, 2005 Carlo Sanson sta sistemando il casco. Fiazza per Tessarolo. Ora Velasquez, Vaghi che porta un blocco, gancio di Velasquez, poi lo spinge platealmente Tognazzo, non è così per Scozia e quindi lascia correre. Ora ancora verso Pozzo, sono in 3 i giocatori del Seregno, infatti non a raddoppiare, a triplicare. Qui Tessarolo però legge molto bene questa pallina, Tessarolo dentro, Velasquez! L'assist di Tessarolo, il gol di Santiago Velasquez. Montecchio che ha avuto una situazione stranissima perché si è trovato con un Seregno che ha sbagliato completamente la fase difensiva, andando a triplicare da un clamoroso errore difensivo seregnese. È nato il vantaggio di Santi Velasquez con l'appoggio di Tessarolo che ci ha creduto su questa pallina. È andato a recuperarla e ha servito il numero 2 Santi Velasquez, che dunque porta in vantaggio il Seregno e sblocca questa partita. Per Santiago Velasquez è il quinto gol stagionale. Ora dalla Valle, da lontano ancora un tiro, i conclusioni dalla Valle sono sì potenti ma di facile lettura finora e raramente hanno centrato la porta. Attenzione perché viene lasciato solo Vaghi, Sanson interviene, se l'era dimenticato, era rimasto indietro un giro la difesa del Montecchio. Adesso il gol ha scosso la formazione di Ginestar che però non attacca con testa ma con la voglia di ribaltare subito. La partita è lunga ancora, 25 minuti e 47 secondi adesso, quindi c'è tutto il tempo per eventualmente rimetterla in piedi. Tessarolo, sale Febo, Tessarolo va a concludere la pallina, poi si ferma tra la rete della porta di Carlo Sanson. 28 secondi alla fine di questo primo tempo, sbloccato da Santiago Velasquez che poi ha preso anche una botta ed è fuori in panchina. Ora Calvo e Fiazza, Calvo ha il gomito altissimo, Fiazza resta lì con lui. Scozia fischia una pallina a 2. Questo è però il top del pilatesco e dunque palla a 2 che la vince ancora una volta il Seregno. Fiazza centrale, c'è Vaghi, 14 secondi alla fine, ancora Fiazza che va da Tessarolo, giocano gli ultimi secondi col possesso e anche molto bene il Seregno perché non rischia nulla, anzi no, perché a 1 secondo e 10 regala un possesso gratuito al Montecchio. Si parte da dove è partita la pallina, quindi erroraccio di Fiazza che avrebbe potuto allungarla in sponda, sicuramente non commettere un fallo di palla alta a 1 secondo e 10 e un decimo dalla fine. Quindi attenzione perché c'è dalla Valle, di là c'è Tognazzo da solo, vediamo dalla Valle a deviazione, la palla che esce. Un po' di caos in questo ultimo secondo, primo tempo che finisce con il Seregno avanti 1-0
Il gol l'ha segnato Santiago Velasquez su assist di Riccardo Tessarolo. Noi ci risentiamo più o meno tra 8 minuti per questo secondo tempo di Seregno Montecchio.
Bentornati dal Palazzo Maschini, sempre Paolo Virdi a raccontarvi questo secondo tempo di Seregno Montecchio. 1-0 nella prima frazione, decide finora il gol di Santiago Velasquez, del figlio del Mono. Per lui il gol su assist di Riccardo Tessarolo. Partita combattutissima con due grandi occasioni, due belle parate di Reggio e Sanson, due bravissimi portieri, tra l'altro coetanei, classe 2005 entrambi. Ora vediamo il quintetto con Reggio, Fiazza che è in possesso di sfera, Febo, Tessarolo e Santiago Velasquez. Come vi anticipavo, Giaroni utilizza come asso nella manica così per scompigliare un po' le carte e riesce, ed è una mossa che finora riesce perché il Seregno è imbattuto in queste prime 4 partite e mezzo, ma è ancora lunga. Il Montecchio è un'ottima squadra, qua Calvo, qua Velasquez va a sradicare la pallina dalla stecca dell'argentino e dunque con Sanson in porta. Qui intanto c'è un taglio di Febo che dice a Tessarolo dai, datti. Effettivamente Tessarolo aveva dello spazio davanti a sé da poter occupare per tagliare dal lato debole, si ferma, l'assist di Febo era perfetto e Tessarolo sarebbe entrato tagliando la difesa come il burro, backdoor come si dice in gioco del basket, ovvero passandola dietro le spalle, backdoor ovviamente porta di dietro, ovvero tagliando dietro le spalle del difensore. In un hockey comunque assume sempre più le terminologie della pallacanestro, soprattutto da quando sono stati inseriti i blocchi, che ovviamente ne derivano una quantità infinita di pick and roll, quindi di blocchi e taglia, che ancora pochissimi osano chiamare così, ma quello è. Dalla Valle intanto va a concludere, può ripartire Febo, c'è Tessarolo di fianco a sé. Tessarolo non occupa curiosamente una posizione, ovviamente la palla è persa perché ha fatto il contrario Tessarolo, anziché andare dal lato debole. Qua intanto Velasquez va a lottare, poi Velasquez è bravissimo, Zanini, il fallo è dato al capitano del Montecchio, quindi c'è Dalla Valle come sempre con Zanini, Pozzo e Calvo. Quintetto d'esperienza, abbiamo visto tanti minuti Toniazzo, oggi vi ricordavo 18 anni per lui, Riccardo Toniazzo, molto bene, finora abbiamo visto comunque un Montecchio senza lo Guercio. Attenzione Fiazza e qua Sanson, va la deviazione, la parata, seconda parata consecutiva attenzione, recupera tutto Fiazza, Sanson e poi non ci arriva Tessarolo. Ancora Tessarolo che prova a intervenire vicinissimo al gol di Seregno. 3 occasioni costruite in questi primo minuto e 15. Non sarà contento G. Destra di uscire così dall'intervallo. Pozzo, poi la palla resta lì e si salva il Seregno con Reggio. Occhio perché è un 3 contro 2, sono rimasti indietro due compagni e poi arriva troppo molle Febo. Velasquez, salta Zanini, ancora Santiago Velasquez che vede Febo arrivare dal lato debole, poi occhio perché c'è Calvo davanti a sé, Fiazza, il palo di Noel Calvo e poi Velasquez che può ripartire dal laterale di sinistra, ancora Santiago Velasquez. Adesso la partita si è un po' ravvivata. Quindi 3 occasioni per il Seregno, poi il palo di Calvo. Ora il Seregno con Fiazza davanti a sé, Calvo e poi Zanini, c'è Dalla Valle su Santiago Velasquez. Ancora Santiago Velasquez, il rovescio, lo apre troppo il rovescio, interviene Dalla Valle, c'è Tessarolo. Calvo ora su Pozzo, Fiazza davanti a Pozzo, ancora Pozzo, ci prova a una mano, poi mezza Veronica, la pallina resta lì, va via Tessarolo, vede una stecca alta Adriano Scozia e quindi punizione per il Montecchio. E quindi punizione per Calvo. Dalla Valle, Calvo,
ora Pozzo, arriva Velasquez, fallo di squadra. Il problema è che fischiando questo fallo di squadra ce ne saranno stati almeno 40 non fischiati nel primo tempo. Complessivamente non è un fallo di squadra che sia pro una squadra o l'altra, è che se fischi un fallo di squadra così nel primo tempo ce ne sono stati almeno altri 40 no, ma 20 tutti che non sono stati sanzionati. Qui dicevo il metro arbitrale, e per il Seregno andrebbe anche bene un 10° fallo speso subito, ovviamente a 20 minuti dalla fine, che non prendere e commettere il 10° fallo, ma insomma, non penso che passerà moltissimo da qua al 10° fallo, sia per come sta andando la partita, per l'intensità, che per il metodo arbitrale. Intanto Pozzo la stecca si incastra in maniera molto sfortunata nella balaustra del Palazzo Maschili, che ha un parquet, come potete vedere, nuovo e veramente molto 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 bello. Ora Tessarolo, laterale di sinistra, è un 3 contro 2, Fiazza domestica questa pallina, poi abbassa la testa e gioca ragionato, partendo da Febo proprio per Velasquez. E ancora Fiazza, cambio di lato nuovamente, Febo con Tessarolo che va al cambio, entra Gioele Lazzari, partita di grande solidità la sua nel primo tempo. Proprio Lazzari ha tanto spazio, attenzione Lazzari che poi perde proprio la maniglia all'ultimo, occasione colossale, il Montecchio si era addormentato dal lato debole. Piazza da lontano Sanson, senza vedere la pallina ma solo di posizione sul guantone destro. Seregno ancora vicina al gol, prima con Lazzari che ha pasticciato nel momento conclusivo, anche se con le sue incursioni entrando alla destra ha fatto vedere più volte di avere delle soluzioni. Probabilmente ha pensato a una piccadigna. Ora Velasquez, Febo va a lavorare in mezzo all'area, dalla valle lo spinge via, sale proprio Lazzari, cambio difensivo, Fiazza da lontano, deviazione e palla alta, la deviazione di Calvo, punizione per i padroni di casa, trascorsi quasi 6 minuti. Ora Febo, adesso Lazzari per Febo, conclusione, Sanson con una gran parata, bravo Febo, andare a tirare lì da fondo pista. Ora vediamo Pozzo, scusate, Zanini da lontano col gambale, praticamente in pantaglia un muro. Qui c'era una steccata secca data da Febo e Scozia non l'ha fischiata. Ora Fiazza che non riesce ad arrivare, e il Montecchio prova a partire con Zanini, testa bassa, Febo ancora a toccare questa pallina, Lazzari prova a rifinire, c'è ancora Febo che quando è in fase difensiva davvero interviene su tutte le situazioni, e infatti anche qui aiuta Lazzari recupera, questa volta Lazzari si lancia, Lazzari ha una mano e qui è per terra con il ginocchio. Pozzo ha veramente, così si dice, cercato l'ultimo sacrificio, gettato il cuore oltre l'ostacolo. Nicola Pozzo in questo suo intervento, però il classe 2001 aveva il ginocchio per terra, e quindi dai 5:40 ci sarà un rigore tra Fiazza e Carlos Sanson, classe 2005 entrambe, il capitano del Seregno e il portiere del Montecchio. Fisca Scozia, centrale, facile la parata di Sanson che poi prende anche la ribattuta, quindi spreca un rigore. Al 7° minuto. Rigore battuto male, centrale, raso terra. Sanson molto bravo a intuire, poi anche sulla ribattuta. C'è Vaghi in pista, Vaghi, Velasquez, Lazzari e Fiazza. Montecchio, ripeto, senza lo Guercio, e poi dalla prossima partita avrà Català in porta e Dal Santo, i due rinforzi voluti dal presidente. Due ottimi acquisti poi per la categoria. Català vale la categoria superiore, Dal Santo idem.
Ora Velasquez, Sanson, la palla resta lì, ancora un pericolo per il Montecchio. Seregno che ha avuto tante occasioni, rigore compreso. Ora Pozzo e poi Vaghi a togliere quest'altra pallina, a servire molto bene Lazzari. Lazzari va via a destra, ancora Lazzari dietro porta e poi Sanson chiude bene dalla valle, prova a far partire i suoi. Bravo Lazzari a non commettere fallo. Pozzo ora riceve da Zanini e Calvo. Rientrerà proprio Tognazzo adesso. Attenzione, intanto si salva qua il Seregno. Bravo Reggio a intervenire con Velasquez che apre questa pallina. Molto bene per Luca Vaghi. Vaghi davanti a sé, Pozzo. Poi Fiazza, torna Calvo e Velasquez va a recuperare. Si cambia lato, si va da una parte all'altra in orizzontale. A Lazzari, a Velasquez. Rientra ancora Gioele Lazzari. Vaghi supera la metà pista. Vaghi e la palla passa, ma non entra. Occasione d'oro anche per Luca Vaghi e dunque altra occasione per il Seregno. Entra Tessarolo, esce Fiazza, ancora Tessarolo che però qua viene attaccato agevolmente da Calvo e la pallina invece di Tognazzo troppo leggera. Velasquez libera molto bene in fascia, no, perché recupera molto bene Velasquez, ha un grande intercetto. Ora Vaghi, palla alta. Luca Vaghi, il classe 2009, vicino al gol in due occasioni. La prima ha cercato di superare Sanson, la palla è uscita larga di poco e adesso alta di un non nulla vicino al Seregno tra il rigore e queste occasioni. Seregno che ha alzato i giri del motore. Montecchio ci si aspettava una reazione, ma a parte il palo di Calvo solo un altro intervento fondamentalmente da parte di Leonardo Reggio. Anche fisicamente la formazione biancoverde sappiamo aver avuto dei problemi con l'influenza. Ora vediamo Lazzari, scende, scarica Vaghi che cerca, però scusate, Tremolada cercava Vaghi sul secondo palo, c'erano tre avversari in mezzo. Attenzione, bravo Tremolada a recuperare, poi Vaghi e Tremolada, attenzione a questo contropiede. Tremolada, c'è Lazzari, servito Lazzari e arriva il gol, il raddoppio del Seregno da parte di Gioele Lazzari. Il Montecchio è un po' sulle gambe, un po' tanto sulle gambe, e dunque arriva il 2-0. Bravo Marco Tremolada. Il gol era nell'area, l'assist per Lazzari, però è un Montecchio davvero irriconoscibile per l'intensità che ha messo in pista. Anche qui un tiro dalla propria metà pista, un po' calato proprio nell'intensità. Ha fatto un finale di primo tempo quasi a voler davvero aggredire gli avversari a tutta pista, e adesso lo fa molto bene Pozzo che anticipa Tessarolo, va di là e poi Reggio in tuffo, veramente una foto per i fotografi perché in estensione sulla sua sinistra. Ancora a Pozzo, adesso prova lui a prendere in mano la squadra con Della Valle un po' stanco. Scozia tocca con il piede, punizione per il Montecchio. 2-0 dunque per il Seregno. Eccolo qua Tognazzo, un blocco irregolare, poi una deviazione col patino di Vaghi che va a fermare l'azione dell'avversario. Adesso è Calvo, centrale, ancora Calvo, centralmente, mette una pallina, Reggio è reattivo, poi Calvo va a prendersi il rebound, lottano con Vaghi, a terra entrambi, il fallo non è di nessuno. Scozia dovrebbe calmare, due ragazzi giovanissimi, Vaghi è un 2008, Calvo, Noel Calvo è un 2006, scusate 2009, Vaghi 2006 Calvo, quindi diciamo che c'è veramente da ragazzi giovani l'arbitro con
la parola, insomma, far tranquillizzare un po' gli animi di una partita nervosa, immotivatamente nervosa. E comunque è la quinta di campionato. Adesso proprio Lazzari va in sponda e qua viene attaccato e agganciato da una steccata di Dalla Valle su Vaghi, prima fermato con Calvo per terra, pazzesco, non ferma l'arbitro con un ragazzo a terra mentre ha fischiato prima Calvo, steccata di Dalla Valle, se è quello che ho visto è qualcosa di veramente vigliacco, perché ha piantato una steccata sì, in mezzo alle gambe a Vaghi. Sono cose da non fare queste nella maniera più assoluta, oltretutto a un ragazzo del 2009. Male queste cose da hockey anni 80, veramente brutte. Io sono totalmente contrario. Quindi se ci fossero stati due arbitri era rosso tutta la vita. Ma a furia di arbitrare senza poi avere in mano la partita mai, e questo è il risultato. Dalla Valle va a scusarsi con Giaroni, i due si parlano, vedete qui sotto. Alberi, adesso Giaroni, vedete, e Dalla Valle si chiariscono. Scozia dice ok. Proprio sono totalmente contro a queste cose, totalmente. E dunque partita nervosissima con il Seregno ancora a 9 falli. Nervoso, è stato un'escalation davvero immotivata, e poi succede che poi davvero per poco ci si fa male anche seriamente, perché insomma di hockey di partite ne abbiamo viste, giusto qualche centinaio, e questo è. Velasquez per Tessarolo, deviazione da parte di Pozzo, pallina, bastone messo in piatto, pallina fuori. Adesso punizione per il Seregno, 13-20 dalla fine. Velasquez va in orizzontale, Tessarolo, palleggia e va a concludere, vicinissimo ancora al gol il Seregno, che ha costruito una quantità adesso già abbastanza smodata di palle gol. Ora Calvo prova da solo, Calvo, Reggio, molto bene, Tessarolo viene servito, Pozzo anticipa e ha il vantaggio del corpo davanti all'avversario e fa possesso. Tognazzo, adesso la conclusione è larga, adesso scendo e tiro, è qualcosa che può favorire il Seregno, che ha un po' più di tranquillità rispetto agli avversari, che in realtà sono anche un po' più esperti. Ora Lazzari gira dietro porta, Lazzari anticipato Dalla Valle, che poi alza e vedete sbaglia l'appoggio, va la tremolada, rischioso per Tessarolo, altra palla persa del Montecchio, non riesce più a fare gestione, comunque a mettere insieme davvero un'azione per andare a un tiro costruito, e probabilmente in questo secondo tempo non lo ha mai fatto, perché è solamente l'azione di Calvo che ha colpito il palo e un paio di parate di Reggio. Ora Dalla Valle dietro porta e Velasquez arriva e recupera, poi si va da Lazzari, passaggio un po' sbilanciato, si sbilancia Lazzari che era alle spalle di Tognazzo, arriva al 10° fallo, si toglie una scimmia dalle spalle il Seregno, vada come vada. Adesso cosa è successo non ho capito, c'è un time out probabilmente, questo sì, che però non è ancora iniziato, perché il time out inizia quando i giocatori sono alla balaustra. E adesso c'è anche un giallo a Bistecca Maurizio Molteni, che tutti nel mondo dell'hockey conoscete come Bistecca, e dice io non parlo mai. Io veramente vi giuro farei un backstage del dopo partita con Bistecca solo per farmi raccontare questa scena, magari ve lo mettiamo su Instagram dopo. Attenzione adesso, dunque questi 11:52, un quarto di partita, poco meno alla fine al fischio finale, 10 falli contro il Seregno. Il Montecchio ne aveva commessi 5 nei primi 8 minuti e fermò a 6 in una partita in cui comunque
così, diciamo, non è sempre stata in controllo. Tiro diretto dai 7,40 per il 10° fallo, va Nahuel Calvo, Francisco Nahuel Calvo Maldonado, per lui in campionato già 8 gol, 2 su 4 i tiri diretti, in Coppa Italia 2 su 7 finora, questo è l'8º. Calvo contro Reggio, Calvo il gancio, la piccadiglia, la palla fuori, e fate pure 2 su 8 da fermo. Si toglie la scimmia del 10° fallo e si resta 2-0 per il Seregno. Per quanto visto in questo secondo tempo, sicuramente la formazione di Giaroni merita il vantaggio, tante occasioni costruite. Qui c'è fallo di squadra ancora contro il Seregno, perde un guanto Toniazzo che si lamenta tantissimo con l'arbitro. Adesso Pozzo, qui fallo di Febo, Seregno che arriverà a 15 perché ne ha commessi 2 nel verbo volgere di 6 secondi. Ora Calvo, esce Velasquez contro Calvo, ancora Fiazza, e poi vediamo Kevin Marcon chiamato da Ginester. Kevin Marcon, 12 dicembre 2004, quindi ha compiuti da poco lui i 21 anni. Attenzione intanto a questa situazione in cui viene chiuso da Febo e Velasquez. Calvo va a Fiazza, esce Tremolada, cerca di ricevere Tremolada, dietro c'è Febo. Ora Febo molto bene per Velasquez e Mauro Fiazza. Fiazza per Marco Tremolada, va a girare la pallina e Montecchio che non riesce a intervenire alla conclusione di Velasquez. Carlos Sanson, bravo di posizione sulla sua sinistra, qui Febo scippa la pallina a Calvo che lo aggancia. Questo è blu tutta la vita, aggancio con bastone, regolamento dice che è blu, chiaramente non c'è il tiro diretto che c'è la squadra schierata, fallo di squadra nel regolamento Scozia, è così. E dunque arbitraggio davvero in una partita che gli è totalmente scappata dalle mani. Qua Fiazza, la porta è vuota, Tremolada non arriva, è bravissimo Marcon che va a chiudere la strada a Tremolada. Adesso Seregno trova anche le praterie, qui Tremolada che aggancia prima Marcon, scusate, che assale prima Marcon e poi Calvo. Ora il Montecchio che prova l'attacco con Toniazzo. Ora proprio Calvo da lontano col gambale su Toniazzo e poi Febo che lo ferma e recupera l'ennesima pallina di questa partita. Ancora Febo per andare in mezzo a 3 anziché così giocare con Velasquez, ci sta un po', però arriva proprio Velasquez che recupera questa pallina. Montecchio fatica proprio a fare 4 passaggi in fila mettendo in difficoltà la difesa del Seregno. Un secondo tempo ovviamente completamente differente dal primo, nel tempo equilibratissimo, ripresa quasi a senso unico per la tipologia di hockey proposto. Ora Fiazza, 8,46, ancora Mauro Fiazza, fuori per Marco Tremolada, ancora Velasquez per Fiazza, laterale di sinistra, si accentra, arriva Velasquez. Rovescio di Marco Tremolada e poi Marcon va a recuperare, stavano anche scadendo i 45 secondi, Velasquez a vuoto, Calvo e arriva Fiazza pulitissimo a recuperare questa pallina. Il Velasquez lotta andando da Marco Tremolada e poi Febo, pallina stoppata da Marco Tremolada, era saltata oltre il 1,5 metri consentito, e bravo dalla valle, bravo una ripartenza ancora dalla valle, da dietro arriva, indovinate chi? Febo a recuperare, provare a recuperare questa pallina, dalla valle gira dietro la porta, la pallina è messa in mezzo, Marcon gira e ancora Pozzo che prova a mettere in mezzo questa sfera, palla che
cercava una deviazione volante, una deviazione che non c'è stata. Ora Marcon adesso sta cercando di trovare le proprie energie il Montecchio per mettere in difficoltà e mette lì il Seregno, ed è dopo quasi 18 minuti forse la prima volta in cui il Montecchio riesce ad attaccare per 35 secondi un'azione. Mai era arrivata ai 45 e ora stiamo quasi arrivando. Pozzo, la deviazione di Dalla Valle chiude il muro, la pantaglia. Leonardo Reggio, entra intanto Tessarolo e entrano Tessarolo e Lazzari, restano in pista con Fiazza e Santi Velasquez. Cos'è successo? La pallina credo che abbia colpito la torretta, che non l'ho più vista. Ha centrato il computer probabilmente nella partita, e quindi che non ha protezione. (7:21) alla fine di questa partita, 2-0 per il Seregno. Velasquez e Lazzari i marcatori. Ora Calvo, laterale di destra, Calvo prova a mettere in mezzo una pallina, riesce, ma su Dalla Valle chiude molto bene, poi Dalla Valle è Caparbio, recupera questa pallina, va da Reggio, direi addosso a Reggio. L'arbitro ora ferma, ma solo perché si sono fermati nell'angolo Tessarolo e Calvo, anche perché Dalla Valle è un Marcantonio di 1,90 m con il fisico. Addosso a Leonardo Reggio, che ora va a prendersi quell'attimo di riposo per lo scampato pericolo. 7 minuti, 0-0 alla fine, 2-0 per il Seregno. Sulle altre piste in Serie A1 il Monza vince a Castiglione 4-1. L'altra squadra che gioca in questo palazzetto al venerdì, doppietta di Bielsa, gol di Pesavento e Joachim Olmos. Lodi 8-1 sul Follonica. Castiglione Grosseto Giovinazzo 2-1 a Forte. Il Breganze avanti 3-2 sul Forte e Novara Sarzana 3-3. Nel girone del Seregno e del Montecchio il Correggio ha vinto 5-3 sul Montebello, quindi il Correggio ovviamente vola a quota 12 primo. Sandrigo 4, Valdagno 1, Recoaro Rolle Brassano 6, Recoaro 4 e Attrice finita in questo istante. Il Tiene ha vinto 6-5 con un gol era avanti 6-4 con un gol fondamentalmente di Alberto Rigo, che ne ha messi 2 Consato, 2 Poli, 1 Ardit e 1 Rigo. Quindi Tiene che resta a quota, va a quota 10, Trissino che resta a quota 9. Ora i Velasquez, la classifica ve la do alla fine di questa partita. Velasquez che va a lottare contro 2 avversari e poi recupera, va da Lazzari. Adesso Montecchio che dovrà per forza andare a prendere il Seregno con raddoppi continuativi e sistematici. Ora Dalla Valle, 6 e mezzo alla fine, ancora Dalla Valle, alza, palleggia, trova un gran numero ma trova anche un gran Fiazza davanti a sé, che si frappone tra lui e la pallina. Recupero Lazzari nell'angolo, Lazzari con una Veronica, bravo Calvo a ripartire. Marcon davanti a sé Tessarolo, Marcon va a destra, Marcon lì fermo, aspetta la pallina, poi Tessarolo fermo, si incontrano. Calvo, attenzione, Velasquez, l'incrocio dei pali di Velasquez che ha l'abbonamento all'incrocio dei pali. Che azione vicinissima. Allora 3-0 il Seregno, che botta quella di Velasquez, e colpisce l'incrocio a Sanson battuto. Fiazza apre, Dalla Valle intercetta, passaggio davvero errato come questo del Montecchio. Ancora Dalla Valle, fondamentalmente ha giocato 50 minuti, adesso sta cercando di mettere in pista i suoi. Ora Fiazza poi se ne va con una Veronica e riesce ad andare da Lazzari. Ancora Velasquez,
Fiazza e Tessarolo. Si accentra e va a buttare una pallina in angolo. Fiazza arriva, ma poi la lascia lì. E c'è la fretta di Zanini. Cerca Marcon, ma non lo trova. Velasquez può recuperare. Adesso cronometro, miglior alleato di questo Seregno. E quindi 4,49 alla fine, 2-0 per i padroni di casa. Quota falli 8 il Montecchio, 12 il Seregno, che ha passato indenne con Calvo contro Reggio il tiro diretto. Fondamentalmente Reggio in questa stagione, in questo campionato, non ha ancora preso un gol direttamente da tiro diretto. Qua occhio perché Velasquez arriva, poi Marcon, ma Fiazza recupera, la porta è spostata, ma c'è il gol di Santiago Velasquez a 4:20 dalla fine. L'argentino firma la sua doppietta e il Seregno suggella una supremazia che nel secondo tempo era stata anche abbastanza netta. E dunque il 3-0 del Seregno, la doppietta di Santi Velasquez. Niente, nel replay la porta, la sposta Sanson, ma il gol è regolarissimo perché l'ha spostata Sanson con i suoi piedi, ma comunque la palla era proprio centrata in mezzo alla porta, perché insomma ci si ricorda molto di un gol incassato a Correggio con la porta spostata di un paio di spanne. E dunque Seregno va sul 3-0. Classifica di questo campionato che così porterebbe il Correggio a 12, Seregno a 11 e il Tiene a 10 in questo momento, a 4:20 dalla fine, ma manca tantissimo, veramente tanto nelle partite di hockey, ci vuole veramente poco per ribaltare le partite. Intanto fa il suo esordio il numero 44 Alberto Magri, è giovanissimo, classe 2011. Questo mi sa che è uno dei ragazzi che segue direttamente Enrico Gonzo, le sue giovanili. Esatto, infatti Magri è proprio uno dei prodotti di Enrico Gonzo, ve lo dicevo, ma la conferma è arrivata dal diretto interessato. E dunque il 44 sulla pallina, sullo 0-3. E anche un po' l'orgoglio dei ragazzi delle giovanili. Montecchio è una città stupenda, è veramente una comunità collegata interamente alla squadra di hockey. Ve ne accorgete quando si gioca al Vaccari, come è successo in questi giorni, in tutti gli anni, mi sembra addirittura la 43esima edizione. Ve ne accorgete quando andate in quel palazzetto e quando parlate con quella gente, vi lo posso garantire, perché insomma mi è capitato di fare una stupenda presentazione degli azzurri dell'hockey del mio ultimo libro. E attenzione al prossimo che uscirà scritto insieme a Sgaria, Gnata e proprio Enrico Gonzo, e quindi occhio. Adesso intanto torniamo qui perché mancano 4 minuti alla fine. Prova proprio Alberto Magri, va dalla valle, dietro c'è rimorchio Calvo e poi Tessarolo, arriva sempre una frazione di secondo prima il Seregno. Occhio Fiazza per chiuderla, la palla colpisce la base del palo ed esce vicinissimo al 4-0 il Seregno, che ha giocato veramente una partita di grande intensità. Finora il Seregno, ricordiamo, è imbattuta e in questo momento credo che, anzi, ha la miglior difesa dell'intera Serie A2, l'unica imbattuta del girone A. Occhio a Fiazza che se ne va, Fiazza, Sanson con il casco, ancora Fiazza, ancora Sanson che para, se la butta lì. Montecchio che fatica adesso da ripartire, ci prova con Calvo, ancora Calvo centralmente, non riesce a concludere dalla valle, da lontano, la butta giù con il gambale, pantaglia classica di Reggio, Scozia, di interno sinistro a stoppare questa pallina e dunque evita la ripartenza di Tessarolo. 2,58 alla fine, 3-0 per un Seregno solidissimo che sta confermando quanto visto in questo inizio di campionato, perché insomma questa squadra è andata a vincere sulla pista del Correggio, che ha vinto agevolmente le altre 4, e a Montebello davvero con le unghie e con i denti, e soprattutto con un Reggio in formato super
Dalla Valle per Calvo, lo ferma Febbo con il corpo e poi Zanini arriva proprio Magri, il rovescio e Febbo lo deve andare a contrastare. Berto Magri, poi 21 febbraio 2011, farà quindi 15 anni tra un mesetto e mezzo. E dunque Montecchio che riparte, Calvo e Dalla Valle, ancora Dalla Valle, la palla è alta e poi fallo di squadra contro il Seregno. Adesso Zanini prova, Velasquez prova a ripartire, Velasquez, la palla gli salta lì e non riesce a tenere, ora Fiazza. Il Montecchio con Calvo che va di là, non ce la fa perché Tessarolo lo ferma, ancora Tessarolo, Sanson va a chiudere e dunque il Montecchio ultime energie, 108 secondi alla fine. Magri che qui viene toccato da Tessarolo, non riesce a stare in piedi. Il Montecchio, adesso guardate, è un blocco il Montecchio che ha alzato le mani dal manubrio. Adesso Fiazza era stato colpito al volto, però esce con la pallina sulla stecca e poi continua a toccarsi il volto perché non si è accorto Scozzi, era stato colpito involontariamente da Calvo in quella mucchiata dietro porta. Adesso Tessarolo per Lazzari e Velasquez. Un minuto alla fine con il Seregno che quindi conquista la sua prima vittoria in casa in questa stagione dopo le 2 in trasferta, 3 vittorie e 2 pareggi per una squadra che in Coppa Italia aveva ottenuto un pareggio alla prima e 7 sconfitte consecutive. Voi ditemi cos'è lo sport, perché davvero dopo una Coppa Italia così in cui nessuno avrebbe giocato un centesimo su questo Seregno, ripeto, un pareggio e 7 sconfitte consecutive, questa squadra ha iniziato ad andare a vincere a Correggio, poi quelle che ha pareggiato in casa con Valdagno e Sandrigo, parliamone perché con Sandrigo ha raggiunto sotto 3-1, aveva fatto il 3-3 nell'ultimo minuto e con Valdagno ha preso 2 pali, quindi un incrocio riga e schiena del portiere con la palla che non si sa come sia uscita. Poi le vittorie, appunto vi dicevo, di Correggio, di Montebello e adesso questa prima in casa contro il Montecchio, e se non combina disastri anche con un clean sheet per Reggio, ma per rimontare 3 reti non c'è veramente più tempo. Dunque il Montecchio che va di là, va a morire con probabilmente la pallina sulla stecca, chiaramente tutti a protezione di Reggio per evitare che finisca. Scozia non fischia neanche una palla, 3 secondi e mezzo dalla fine. E dunque il Seregno è secondo in classifica con Reggio 12, Seregno 11 dopo 5 partite. La formazione di Giaroni davvero ha fatto un piccolo capolavoro e vince 3-0 la doppietta di Santiago Velasquez, i gol di Gioele Lazzari, il clean sheet di un monumentale Leonardo Reggio. E questa sì, che è la classifica aggiornata della Serie A2.
che io vi do molto volentieri, penso che sia la prima volta in 2 anni. C'è dunque Correggio 12, Seregno 11, tiene 10, Trissino 9, Roller Bassano 8 e sarà proprio in casa del Roller Bassano la prossima. E dunque la formazione di Geroli che vince meritatamente questa partita, primo tempo non troppo bello, secondo in cui Montecchio è anche calato fisicamente, senza lo Guercio, probabilmente anche con dei problemi, insomma mi diceva il presidente di una influenza che ha un po' decimato a Montecchio la squadra e dunque Seregno si trova in una posizione di classifica mai e poi mai la presidentessa Raimondi con Stefano Tremolada che festeggiano in tribuna, una squadra davvero, diciamo, i rinforzi a gennaio non sono arrivati perché non è stato trovato. A quanto pare a una squadra che vince non si cambia e dunque finisce così 3-0. Da Paolo Virri è tutto, noi ci risentiamo visto che sabato il Seregno andrà a giocare a Montecchio il 10, qui poi ci sarà Seregno Tiene, quindi altra partita tostissima contro la squadra che ambisce, la squadra di Marco Ardit, alla promozione. Paolo Virri è tutto, un saluto, alla prossima.